Io sono nata qui, sì che vedere questa grande devastazione mi ha letteralmente distrutto. È quello che resta del cortile invaso da una valanga di massi trascinati dal torrente, il boato in piena notte, che sembra quasi un terremoto. Tutto succede in pochi istanti. Stavo dormendo e improvvisamente ho sentito questo grandissimo frastuono, non mi rendevo conto di cosa poteva essere, perché giustamente le disgrazie così accadono sempre di notte, non ti rendevi conto con il buio cosa stava succedendo. E mi sono affacciata alla finestra e ho visto questa frana immensa, frana, detriti, sassi, un mare di acqua che mi entrava. Praticamente il ruscello, invece di essere nella propria sede, attraversava il cortile e mi portava dentro di tutto. Si vede benissimo l'acqua dove arrivava sul muro della casa. La forza dell'acqua, del torrente che devia il suo corso e si fa largo nel cortile, arriva fino a 1,5 metri di altezza, trascinando con sé detriti staccati dal terreno franato in collina poco sopra rispetto alla casa, che una volta era un mulino. Il buio, il cancello bloccato dalle enormi pietre spinte dalla furia dell'acqua, la disperazione, la richiesta d'aiuto al fratello. Ho chiamato mio fratello perché giustamente lui è arrivato subito, non riusciva neanche ad aprire il cancello perché il cancello faceva praticamente da barriera. In qualche modo, non so come abbia fatto, probabilmente scavalcando è entrato, è riuscito a mettere in salvo le nostre bestiole. Abbiamo due occhi bianchi che ci fanno da guardia nel cortile e poi è riuscito a aprire il cancello. Aprendo il cancello l'acqua si è svuotata. Che l'alveo non era come adesso, era tanto più basso di adesso. Queste cose qua non c'erano, se viene un'altra alluvione qua si crea un tappo che creerà un altro disastro. Mulino che rappresenta radici e origini per molte famiglie di mugnai in quest'area di Mossano, turisticamente conosciuta proprio per essere la Valle dei Mulini. Fiore all'occhiello del territorio con i suoi percorsi in mezzo alla natura, la valle si ritrova ferita, non è stata risparmiata dall'ondata di maltempo. Il Barbarano Mossano diciamo che ha avuto questi danni qua, in questa località qua in particolare. Ecco, adesso ci vuole che enti in collaborazione con il comune facciano degli interventi strutturali importanti.